Allora ragazzi, oggi facciamo un bellissimo piatto, facciamo pasta e fagioli con tonno, come vedete tonno fresco e cozze. Allora il procedimento è che dobbiamo cuocere prima tutte e due le cose, quindi il tonno il tonno e le cozze. Quindi per cuocerle andiamo a mettere le nostre padelle, ok? Ok. Andiamo a mettere dell'olio. Ok. Adesso in tutte e due le pentole andiamo a mettere un po' di sedano e dello scalogno. Voilà. Abbiamo aggiunto anche dell'aglio che comunque andremo a togliere tra poco. Andiamo a introdurre il tonno qui, lo dobbiamo far leggermente scottare, mentre qui andiamo a mettere le nostre cozze che facciamo praticamente aprire mettendo un coperchio sopra. Quindi aspettiamo che si aprono le cozze. Facciamo una bella girata sia delle cozze che del tonno. Arrivati a questo punto, dopo una brevissima cottura, quando vedete che si sono praticamente cotti fuori, perché il tonno dovrà ricevere una seconda cottura, quindi questo lo possiamo togliere dal fuoco e possiamo togliere anche il tonno dentro, rimanendo il sugo. Qui invece, una volta che si sono aperte le cozze, eliminiamo tutte le scorze e aggiungiamo l'acqua delle cozze al sugo che si è creato con il nostro tonno. Voilà. Allora, come vedete abbiamo separato. Io non mi prendo sempre tutte le cozze perché ho molta paura delle cozze, anche se sono cotte, però comunque mi prendo le migliori. Il succo, come vedete, è rimasto quindi nella pentola. Noi abbiamo aggiunto il nostro succo delle cozze, quindi i suoi liquidi, e quindi insieme al sugo del tonno. Adesso a questo sugo del tonno e delle cozze andremo ad aggiungere i nostri fagioli, che comunque questa è una ricetta che dovete avere già gli ingredienti già ben fatti, già ben lavorati, quindi dovete avere già i fagioli, dovete avere già le cozze pulite, il tonno tagliato a pezzi. Come vedete il tonno io l'ho tagliato a pezzi grandi, quindi non c'è bisogno di fare i pezzettini piccolini, proprio perché la cottura del tonno è molto veloce. Allora, nel frattempo sto preparando un piccolo brodino vegetale che andremo ad aggiungere man mano che ne abbiamo bisogno, invece di aggiungere praticamente l'acqua. Quindi andiamo ad aggiungere questo brodino vegetale che dà ancora più sapore. Quindi potete anche aggiustare adesso di sale e pepe, potete salare la stessa quantità di sale che voi mettete nella pasta, perché la pasta verrà cotta qua dentro direttamente. Potete scegliere qualsiasi tipo di pasta, quindi potete fare un misto di tante poche paste che voi avete a disposizione per poi metterle qua dentro. Aspettiamo che va praticamente in ebollizione. Allora ragazzi, ci vorrebbero logicamente anche due pomodorini, però purtroppo io non ce l'ho, quindi ci addiattiamo. Come vedete ho messo un po' di orecchiette, quest'altre qua che non so come si chiamano, cioè erano due spaghetti, stavano un pacco con qualche spaghetto, un pacco con qualche mapaldina, quindi praticamente inserito qua tutto. E adesso andremo a riempire con il brodo vegetale, che logicamente voilà. Allora ragazzi, come vedete ho aggiunto anche del prezzemolo fresco che io rigorosamente taglio sempre a mano, perché il prezzemolo va tagliato a mano, non con il coltello, perché altrimenti si ossida e tutto il suo sapore non c'è più.
Ma non solo, ho messo anche qualche foglia di sedano, proprio perché il sedano dà logicamente un sapore molto, molto deciso, specialmente la foglia. Quindi adesso non girate sempre, e quando si asciuga fate solo un colpo di girata e aggiungete l'acqua, perché quando riguarda queste paste che sono umide, la cottura della pasta impiega molto più tempo rispetto all'acqua. Quindi mettete il coperchio sopra, tra un paio di minuti ritornate a girare, se ha bisogno di acqua aggiungete un po' di acqua. In questo momento mi sono spezzettato ancora di più il tonno assaggiato, buonissimo. Le cose stanno là, mi sono fatto un po' di prezzemolo. Andiamo a vedere la nostra pasta e fagioli, se c'era qualche pomodorino. Ahimè, era ancora più buona, perché il pomodorino la colorava pure un po' di rosso, quindi era veramente eccezionale. Beh, comunque va benissimo lo stesso. Allora, gli ultimi 2 minuti di cottura della pasta, quando fate questa pasta mista, calcolate sempre la cottura della pasta che voi andate a mettere, la più difficile, quindi per esempio in questo caso le orecchiette, quindi calcolate i 14 minuti delle orecchiette. Siccome è una pasta umida composta da paste che sono differenti, come vedete l'amido della pasta sta uscendo, quindi sta creando anche la cremina, però siccome pasta umida non fa niente se le altre paste sono più cotte rispetto alla pasta quella là più lunga, quindi in questo caso qui sono le orecchiette sono sempre intorno ai 13-14 minuti. Allora, quando vedete che si sta asciugando aggiungete altra acqua, ma deve essere rigorosamente calda, quindi non mettete acqua fredda, perché altrimenti perde la cottura la pasta. Per mettere acqua calda o preparate un pentolino con dell'acqua calda a parte, oppure utilizzate quei scaldini dell'acqua, ok, in modo che poi potete aggiungere direttamente acqua calda. Aggiungendo acqua calda vi farà uscire ancora più amido alla pasta e quindi ottenete questa, vedete, questa bellissima cremina che si crea, quindi la pasta praticamente si lega, ok? Quindi abbiamo il nostro scaldino ed andiamo ad aggiungere un po' di acqua bollente e aspettiamo la cottura della pasta. Voilà, a 2 minuti prezzo su per giù della cottura della pasta introducete il tonno, in modo che la pasta incomincia a prendere già un sapore forte di tonno. Come vedete è una bella quantità, mischiate, quindi quasi alla fine della cottura della pasta, quindi il tonno praticamente riceve un'altra cottura. Quindi fate cuocere un paio di minuti in modo che la pasta si insaporisce per bene con il tonno, con il pesce. Passati i 2 minuti spegnete sotto a fuoco, aggiungete le cozze con la loro acqua, mischiate ed aggiungete il prezzemolo. È finito così il vostro capolavoro. Voilà, arrivati a questo punto spegnete sotto a fuoco, dipende anche a voi se vi piace un po' più brodosa oppure un po' più ferma, quindi a seconda di come avete i gusti vostri inserite le cozze, non dobbiamo fargli fare una cottura troppo esagerata perché altrimenti diventano chewing gum, quindi già si stanno cuocendo adesso.
una cospicua quantità, come vedete qui, una cospicua quantità di prezzemolo. E andiamo a girare. Normalmente si dovrebbe fare la spadellata, però non, vedete come è bella cremosa, bella legata, gusto veramente un odore che non vi potete immaginare, e impiattate. Buona. Vedete il prezzemolo io lo metto così bello grande, perché così non perde l'odore. Lo tagliate invece con il coltello di frutta. Voilà, piatto terminato, buon appetito a tutti da Ricette da Sballo. Envoyez simplement de l'argent à ses proches depuis son mobile. La météo avec l'appli CIC. Madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver sous un ciel Buonissimo. parisien plutôt clément. Allora, ma che vogliamo tentare con il salmone? Non lo so. Però in cucina si deve tentare. Questo è da fare. Ok. Penso che le immagini commentano da sole. Non me ne mangio un altro piatto, perché il piatto che ho mangiato per 2 persone, però mamma mia, cioè è proprio da mangiare tutta la pentola. Buonissimo, veramente fatelo.